Bene, buongiorno a tutti, porto i saluti del Consiglio regionale a voi tutti, a tutti i cori e le voci che si alterneranno a Cerea nel Veronese per dar vita a un evento che ha delle caratteristiche uniche. Lo scorso anno furono più di un centinaio i coristi impegnati in questa manifestazione che dà voce ai bambini ed è questa bella, importante valenza appunto di un evento unico nel suo genere. Diceva nel Postman uno dei più grandi sociologi del nostro tempo. Ci ammoniva spiegandoci, che cito testualmente, i bambini sono i messaggi viventi che inviamo a un tempo che non vedremo. Io credo che Musica Maestro è uno sguardo rivolto al futuro, il canto libero che ci invita a guardare al domani. Straordinaria la combinazione del titolo di questo evento veronese, quello di una canzone famosissima di una grande artista come Raffaella Carrà, canzone piacevole e senza tempo, che parla a noi negli anni 70, quando eravamo bambini, o chi magari anche non c'era. Eravamo bambini quasi ad invitarci ad ascoltare i bambini di oggi, gli uomini e le donne di domani, che oggi già abitano nel futuro. Voglio dire che in un'Italia dominata da una gerontocrazia che non è capace spesso di capire le nuove istanze, i nuovi tempi, l'iniziativa di Cerea colpisce vedere come il Veneto sia attento più di quanto non si dica ai bambini. Tantissime iniziative ci sono nel nostro territorio. Pensiamo ad esempio alla straordinaria mostra internazionale per l'infanzia di Sarmede, altra iniziativa di qualità la cui presentazione ogni anno facciamo appunto qui a Palazzo Ferrofini e che ci rende protagonisti di un altro evento a livello internazionale per quanto riguarda l'illustrazione per i ragazzi. Che dire, intanto che l'amico Filippo Rico fortemente segue la manifestazione e ha voluto questo evento per dare una valenza anche mediatica e di assoluta importanza per quello che farete nei prossimi giorni. Io non posso che augurarvi appunto che questo festival musicale, ma che Musica Maestro, abbia lo stesso successo e magari anche la storia di Sarmede, che ha decine di anni alle spalle, con un coinvolgimento, vi assicuro, che ha raggiunto ormai un livello internazionale di grandissima fama. Con questa speranza mi auguro che il lavoro che farete nei prossimi giorni possa avere un ritorno anche, ripeto, ben oltre i confini del Veneto e che possa portarvi bene anche l'iniziativa di oggi per avere una soddisfazione, perché è giusto che ci sia anche per chi lavora tanto e per chi come genitori, come volontari, come addetti ai lavori debba avere anche dopo tante fatiche, e soprattutto ai ragazzi grandi soddisfazioni, magari anche in un futuro, chissà, in qualche altro palco, in qualche altro contesto. Lascio al collega Rigo la conduzione della giornata, ripeto, Filippo su questo ci tiene molto, ci ha tenuto molto e gli auguro anche a lui di poter fare grande questa manifestazione a Cerea. Filippo, prego. Marco e il maestro. Vieni, anche il maestro. Sì. Allora, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio il Presidente del Consiglio Ciambetti perché aveva moltissimi impegni oggi, ma ci teneva ad essere presente a questa manifestazione, a questa presentazione di questa straordinaria manifestazione Ma che Musica Maestro, che è alla seconda edizione. Intanto volevo ringraziare tutti voi e soprattutto le bambine e i bambini che sono intervenuti qui oggi, che hanno portato anche al nostro Consiglio regionale una ventata di allegria e di entusiasmo che assolutamente è contagioso. Ma che Musica Maestro è un evento straordinario che si terrà il 25 febbraio a Cerea, nell'area Exp di Cerea, luogo ormai diventato punto di riferimento di tante manifestazioni. Nasce per la volontà prima di tutto di un'associazione nel segno di Anna, un'associazione, io ieri ho avuto il piacere e anche settimana scorsa di scambiare una lunga telefonata con la presidente dell'associazione, che saluto, che oggi purtroppo non può essere qui, ma avremo una testimonianza da parte sua quasi diretta. E davvero veramente si trasmette l'entusiasmo con cui
Intanto è nata questa associazione, che è nata nel 2018, è nata nel ricordo di Anna, che purtroppo giovanissima, scomparsa nel 2013. Anna era una bibliotecaria, era un punto di riferimento per tanti bambini e per tanti genitori della comunità di Legnago. Da qui si è voluto costruire qualcosa per ricordare e per portare avanti il suo lavoro e il suo impegno. Associazione che nasce nel 2018, nel 2021 si decide, si intercetta, perché questo credo che sia anche importante, l'esigenza di avere un coro, coinvolgere i bambini con la musica, che assolutamente è un'arte straordinaria, che fa divertire, che fa gioire, ma che insegna anche la disciplina e insegna le regole. E nel 2021 nasce il coro, un successo straordinario di partecipazione, perché partiti con 12 bambini e adesso siamo arrivati a 60, quindi credo che siano chiuse le iscrizioni, siamo in overbooking. Ecco, questo vuol dire, ecco, che era qualcosa di assolutamente, che il territorio ne sentiva la necessità. Io ringrazio di questo anche gli amministratori del territorio. Abbiamo qui oggi il sindaco di Cerea Marco Franzoni, e l'assessore Lara Fadini di Cerea, l'assessore Orietta Bertolaso di Legnago, che comunque hanno contribuito, hanno dato degli spazi all'associazione, hanno creduto fin da subito nelle potenzialità di questo progetto. Ripeto, l'anno scorso l'evento è stato un successo, perché ci sono stati 900 ospiti. Quest'anno di sicuro sarà ancora più un successo, perché ci saranno altri 2 cori a fianco al nostro coro di casa. Ci sarà la partecipazione straordinaria di Beppe Carletti dei Nomadi, quindi insomma avremo anche una partecipazione di rilievo. E ecco, una cosa che mi è piaciuta e che ci teneva a sottolineare la Presidente, ecco, è quanto impegno e quanto divertimento trovino i ragazzi e i bambini in questo progetto, e quanto si prestino anche a palcoscenici diversi, perché hanno avuto l'onore di stare sul palco con i Nomadi, quindi insomma qualcosa anche di molto emozionante, però allo stesso tempo si dedicano ad andare a cantare e a portare la loro arte anche nelle case di riposo, dove magari ci sono le persone anziane, più fragili e più bisognose, e lo fanno sempre con lo stesso entusiasmo. Mi sembra che tu ci abbia spiato. Più di noi. Ho spoilerato troppo. No, davvero questo, insomma, devo dire che è qualcosa di straordinario. Io, quando il sindaco Franzoni mi ha messo in contatto con la Presidente Elisa, da subito ho accolto questa iniziativa, me ne sono fatto promotore. Io non vorrei andare troppo per le lunghe, adesso lascio la parola prima al sindaco di Cerea, Marco Franzoni. Grazie Filippo, io sono a ringraziare a nome dell'amministrazione comunale di Cerea tutto il Consiglio regionale. Prima è venuto a salutarci il Presidente del Consiglio Ciambetti, tutto il Consiglio regionale, in particolar modo il consigliere regionale Rigo, che ci ha permesso di venire qui a presentare questa seconda edizione di Ma che musica maestro in una prestigiosa ed importante, storica cornice qual è Palazzo Ferro-Fini. Siamo orgogliosi e anche emozionati per questa presentazione, perché al di là dei numeri che sono stati citati prima, perché alla prima edizione non ci aspettavamo così tanto, però 1000 persone tra il pubblico, più di circa 100 piccoli coristi, è stato già un buon piede di partenza per lanciare questa bellissima manifestazione. I numeri quest'anno prevedono assolutamente una crescita in questo senso qua, però noi vogliamo sottolineare quello che è il vero spirito dell'iniziativa, che non è tanto legato ai numeri, ma alla qualità della proposta e al contenuto che vogliamo evidenziare e proporre, che è una politica fatta dai bambini per i bambini. La bellezza della manifestazione è proprio questa, perché siamo riusciti
con l'associazione Nel Segno di Anna, soprattutto con il maestro Leonardo Frattini, e insieme alla proficua collaborazione, ogni tanto è giusto sottolinearlo, delle amministrazioni comunali di Cerea e Legnago, a mettere in piedi un contenitore, offrire delle opportunità, degli spazi per permettere ai nostri ragazzi di esprimere liberamente la loro creatività, il loro talento, e soprattutto per stare insieme, perché una delle cose che è importante dire è che questa esperienza del Coro d'Oro, che oggi raggruppa appunto ben 60 ragazzi, nasce subito dopo, comunque in piena epoca Covid, e quindi in piena epoca di isolamento, che ha fatto soffrire tutta la società, ma soprattutto la parte dei nostri ragazzi, degli adolescenti, dei nostri bambini. E quindi aver offerto questa proposta formativa, educativa, io la chiamo, più che culturale, è stata una bellissima cosa. Ma che Musica Maestro nasce come logica conseguenza. Alla seconda edizione noi vi aspettiamo tutti, vi aspettiamo nella bellissima cornice dell'area Exp a Cerea, che si presta benissimo a spettacoli di questo tipo qua. E saremo con l'occasione, non solo valorizzeremo il ruolo di Cerea e di Legnago e del Coro d'Oro, ma sapremo anche essere all'altezza del nostro bellissimo territorio in termini di ospitalità, perché ci sarà anche il coro che è proveniente dai ragazzi da Imola e il coro che proviene da Monza Brianza, che saranno adeguatamente ospitati a Cerea. E per questo, insomma, io sono a ringraziare tutti, e soprattutto a infondere un grande applauso e grande fiducia ai nostri talenti musicali, che non vediamo l'ora di ascoltare il 25 febbraio a Cerea. Grazie. Grazie Sindaco, e prima di proseguire ringrazio e saluto i colleghi consiglieri regionali Cristina Guarda, Marco Andreoli e Stefano Valdegamberi, che sono intervenuti e che ci tenevano ad essere presenti all'iniziativa. La parola passa al maestro del Coro d'Oro, perché un maestro ci vuole ed è un gran maestro, Leonardo Maria Frattini, che insomma gestisce questa bellissima realtà. Questa allegra brigata. Sì, innanzitutto grazie a tutti quanti per essere qua. Saluto anche, siamo in diretta anche Facebook, per cui saluto anche chi ci segue da casa. Come riferito da voi, che veramente ci avete seguito, per cui vuol dire che siete interessati veramente a quello che facciamo, ma lo sapevo già. Niente, entro un po' nello specifico di quello che sarà la giornata. Appunto, l'entusiasmo e il successo dell'anno scorso ci ha portato già ad organizzare quindi una seconda edizione, che si tiene quindi domenica 25 febbraio presso la Rexp di Cerea alle ore 16, ingresso gratuito, che non è male. È un festival canoro che vuole dare voce ai diritti dei bambini. Vedrà fondamentalmente l'esibizione di 3 cori, il Coro d'Oro, il Piccolo Coro Tab e il Grillo d'Oro. Per cui è uno spettacolo di bambini, per bambini, perché è a loro rivolto. I 3 cori che parteciperanno a Cerea saranno rappresentati da un quantitativo di ben 130 bambini sul palco, infatti avremo anche un bel palco enorme, che appartengono, questi cori, alla Galassia dell'Antoniano, che pure ci dà una mano e in qualche modo patrocina questo evento. Si alterneranno con le loro canzoni questi 3 cori, fino però a arrivare ad un gran finale che sarà accompagnato, i cui bambini saranno accompagnati da un grande personaggio della musica che è Beppe Carletti, fondatore dei Nomadi. È ospite di questa giornata e quindi un grande anche da sempre sostenitore dell'associazione Nel Segno di Anna. Qui ripeto i nomi dei cori perché sono importanti. Sono il Grillo d'Oro, che appunto proviene da Imola,
un coro che si è formato nel 2019, ma è figlio di un evento annuale, un festival che si teneva dal 97, per cui ha delle buone radici. Il piccolo coro Tab, che invece proviene da Barlassina, in provincia di Monza e Brianza, e il fatto che uno venga da Imola e uno da Monza è una coincidenza, non c'è nessuna cosa, l'automobilismo non c'entra. Però è veramente strana questa cosa. È un coro attivissimo, tiene decine di concerti l'anno e ha addirittura 500.000 follower su YouTube, per cui è molto seguito. E padrone di casa il Coro d'Oro, di cui abbiamo anche sono felice di avere una rappresentanza qua con me a fare compagnia, che è appunto padrone di casa, sostenuto dai comuni di Legnago e di Cerea, che soli 2 anni è arrivato a dover mettere appunto, come dicevi prima, stop un po' alle iscrizioni. E però in poco tempo abbiamo veramente vissuto numerose esperienze legate al canto, abbiamo registrato, pubblicato canzoni, girato video, fatto concerti, partecipato a numerosi concerti, benefici e non, e vantato appunto anche illustrazioni, come abbiamo detto, quella con Beppe Carletti. L'esperienza di questi cori quindi è già notevole ed è un ingrediente importante per questa giornata. La collaborazione tra Beppe Carletti e il Coro d'Oro nasce l'anno scorso perché appunto Beppe ci ha contattato per partecipare con un ritornello che abbiamo registrato di una canzone che si intitola Un'altra rosa, che è presente nel loro ultimo CD con cui questa band ha festeggiato 60 anni di attività. E poi ci ha successivamente anche invitati al concerto che era la loro festa di 60 anni, che si è tenuto a Novellara, loro paese natio, provincia di Reggio Emilia, e che si è tenuto il 3 giugno 2023 e che ha avuto circa 6.000 partecipanti come pubblico, per cui è stata veramente una grossa emozione. Tutto l'evento di quest'anno avrà un filo conduttore che è la pace. Sono numerosi gli spunti che ci hanno portato a questa scelta, innanzitutto perché è un percorso che, come dirà forse poi Orietta, che è o Bertolaso, che conosce bene la realtà delle scuole di Legnago, è un percorso che nasce 2 anni fa, questo della pace, in cui appena scoppiata la guerra in Ucraina, ho scritto una canzone che poi si è diffusa nelle scuole, per cui ho avuto modo di entrare nelle scuole e di sentire dalla voce dei bambini che la pace è veramente il diritto che più loro rivendicano, il diritto verso cui più sono sensibili, più di tanti altri. Si fanno domande banali ma anche spiazzanti. Perché? Perché? Adesso non entro nello specifico, però veramente loro non si danno da una spiegazione. Probabilmente ancora non conoscono tutte le sovrastrutture che ci stanno dietro, ma che spesso sono appunto sovrastrutture e che non sono così edificanti. Fatalità, come ho detto, l'altro spunto è legato al fatto che ricorre proprio in quei giorni il secondo anniversario del conflitto in Ucraina, una delle tante guerre in corso che, come spesso accade, si preannunciano come veloci operazioni, ma che in realtà persistono a lungo. Ulteriore spunto è che proprio, ma casualmente, esce in quei giorni lì questo libro qua, che si intitola appunto Siamo cellule e ci piace la pace. Questo volume uscirà proprio qualche giorno prima dell'evento e si tratta appunto di un libro illustrato da Maria Chiara Banchini sul testo di Cellule, che è una canzone scritta appunto per la pace da me e pubblicato da Storie di Chi Edizioni. Siamo cellule, nell'universo siamo minuscole, ma di importanza assai notevole se c'è la vita anche per noi. Dice così la canzone, per cui le cellule come metafore della vita, metafora del coro e metafora dell'unione tra entità piccole che insieme possono diventare qualcosa di importante. Ovviamente anche l'illustre presenza di Beppe Carletti, da sempre portatore e cantore di messaggi di profonda solidarietà, rafforzerà questo, chiamiamolo, pacifico abbraccio. Ricordiamo che appunto Beppe suonerà per 130 bambini la sua tastiera e si canteranno 3 successi dei Nomadi che sono Crescerai e Il vecchio e il bambino, entrambe canzoni che parlano del ciclo della vita e del confronto tra generazioni. E poi ovviamente il loro inno principale che è Io vagabondo, che speriamo venga cantato non solo da noi sul palco, ma da tutto il pubblico dell'Area Exp. E credo di sì, perché Io vagabondo, dai, la sanno tutti.
La giornata per noi inizierà già in tarda mattinata con le prove, il raduno tra di noi. È importante che noi, provenienti da 3 regioni anche diverse, ci si incontri lì. E come ho già detto, l'ingresso è gratuito. Dalle ore 15, un'ora prima, partono dei laboratori sempre a tema pacifico, diciamo. Si giocherà anche con questo libro, organizzati dall'associazione La Tela di Leo. Ringrazio quindi il Comune e l'area Exp che ospitano questo evento con grande slancio, come abbiamo visto, siamo qua anche grazie a loro. E ricordo per chi vorrà venire che nella medesima giornata si terrà un importante mercatino dell'usato e dell'antiquariato, per cui l'area Exp sarà piena di vita, di gente e di iniziative per tutti, non solo per i bambini ma per tutta la famiglia. Io ho più o meno detto il succo del discorso, spero di essere stato nei tempi. Grazie. Grazie maestro, sono sicuro che Io Vagabondo la canteranno tutti e sono sicuro che sarà un successo. Adesso abbiamo un contributo speciale da parte di Eleonora. Eleonora è figlia di Elisa Costantini, che è la presidente dell'associazione, che oggi purtroppo non riesce ad essere qui, però invitiamo te, Eleonora, a portare il tuo contributo. È quello di... Grazie. Buongiorno a tutti. Leggo l'intervento per conto della presidentessa dell'Associazione Nel Segno di Anna, nonché mia zia, che è Chiara Costantini, che oggi non ha potuto essere presente. È per noi una grandissima emozione essere ospiti qui presso il Consiglio regionale. Permettetemi di ringraziare quanti hanno creduto in noi fin dalla nostra fondazione nel 2018, ossia i comuni di Legnago e Cerea, oltre alla Proloco di Legnago, Leonardo Maria Frattini, con cui abbiamo dato vita al Coro d'Oro, e il consigliere Rigo per averci accolto qui. Il Coro d'Oro è nato in un momento in cui si stava ancora distanti e con la mascherina, ma sapevamo che i bambini avevano bisogno di un'occasione per ritrovarsi insieme e in linea con l'obiettivo principale della nostra associazione, ossia promuovere e tutelare il diritto all'espressione dei bambini, abbiamo lanciato questa che era una vera e propria scommessa. Il Coro d'Oro è partito da 12 piccoli coristi e oggi siamo in 61, con una lista d'attesa sempre attiva per riuscire a gestire in armonia i nuovi ingressi. Qui ne vedete una piccola e significativa rappresentanza di quella che oggi è non solo un coro, ma una grande e bellissima famiglia. Permettetemi di ringraziare anche Beppe Carletti perché non ha mai smesso di rinnovare l'amicizia che aveva instaurato con mia sorella Anna, ovvero mia zia, a cui l'associazione è dedicata, collaborando con la nostra associazione, e sono felicissima che nella seconda edizione di Machi Musica Maestro ci sia lui come ospite. Certo. Grazie Eleonora, grazie di cuore. E facciamo intervenire gli assessori di Cerea, Anna, Lara Fadini, scusate, perché qui con i nomi e Orietta Bertolaso di Legnago. Chi parte? Lara. Allora, buongiorno, innanzitutto io mi allaccio anche ai ringraziamenti che ha fatto il mio sindaco Marco Franzoni per questo momento insieme, per la presentazione di questo bellissimo evento. Questo evento che è nato sicuramente con la collaborazione con l'Associazione Nel Segno di Anna, che coinvolge 2 comuni di Cerea e di Legnago, e questo è un grande contributo, è un grande valore aggiunto che ha portato la collaborazione con l'associazione. Infatti gli eventi che noi facciamo durante l'anno non si fermano solo a Machi Musica Maestro, ma ce ne sono altri che vedono protagonisti tutti e 2 i comuni, ma anche il Coro d'Oro. Specialmente abbiamo fatto nel periodo di novembre la settimana dei diritti, dove abbiamo parlato di diritto all'espressione, e il Coro d'Oro ne è l'espressione proprio più alta. Questo coro, come è già stato detto, è nato nel 2021. Con l'assessore Orietta Bertolaso abbiamo seguito i suoi passi, partito da pochi numeri per arrivare in poco tempo a numeri molto alti. È stato subito un crescendo, e per cui ecco da sottolineare proprio anche questa collaborazione che continua. Il Coro d'Oro ha 2 sedi anche per le prove, uno a Legnago e uno a Cerea, tra l'altro nella nostra sala consigliare.
Questo evento è stato ideato proprio come una grande festa, una festa che deve essere per tutti, per i bambini, per le famiglie, per i bambini che cantano e anche per i bambini che vengono a vedere. Come è stato detto, l'evento inizierà non alle 16 ma alle 15. Sono stati organizzati dei bellissimi laboratori ai quali invitiamo tutti i bambini del territorio, tutte le famiglie che saranno libere e contente di venire a vedere il concerto, grazie anche all'associazione Tela di Leo, che ha veramente contribuito tantissimo proprio anche nella formazione del coro. Per cui vi invitiamo. Quel giorno lì sarà anche l'occasione, è venuto a conoscenza di questo bellissimo evento anche la diocesi, per cui sarà presente anche il nostro vescovo, Monsignor Domenico Pompili, alle 11. Quella mattina lì, quella domenica, ci sarà una messa dove il vescovo vorrà conoscere il Coro d'Oro e vorrà anche sentirli parlare. I laboratori, volevo dire, sono stati ideati ad inizio dell'evento proprio come laboratori di lettura in ricordo di Anna Costantini, che quel giorno lì sarà veramente la protagonista, come tutta la famiglia. Io passo la parola, direi, all'assessore Bertolaso. Grazie. Buongiorno a tutti. Anch'io voglio ringraziare l'Associazione Nel Segno di Anna perché mi ha dato l'opportunità di venire qui oggi e di parlare appunto di quello che viene fatto con l'aiuto anche il supporto del Comune di Legnago e appunto di Cerea. È stato fondamentale, ecco, aver intercettato questa esigenza che nasce proprio dal territorio, perché quando mi hanno chiesto di contribuire alla realizzazione di questo coro, effettivamente ci siamo accorti che anche a Legnago, piccola cittadina di 26.000 abitanti, un coro di bambini effettivamente mancava. Quindi tra mille titubanze poi siamo partiti e il Coro d'Oro è diventato veramente qualcosa di eccezionale. Dovrebbe anche cambiare il nome e chiamarsi di Platino, perché veramente è un'eccellenza del territorio. A parte questa battuta, prima appunto si è parlato, il maestro Leonardo vi ha presentato il libro che è fresco di stampa, il libro Cellule. Ebbene sì, il libro Cellule parla appunto nasce in un periodo di guerra, appunto, quella guerra che sembrava una guerra lampo tra Russia appunto e Ucraina e che invece purtroppo si sta protraendo nel tempo, e chi ne fa maggiormente i conti, ahimè, purtroppo sono proprio i bambini, e i bambini sono stati i primi a chiedere il perché gli adulti, i grandi si devono comportare così. Non si possono trovare davanti ad un tavolino e discuterne pacificamente? Ebbene no, questo non accade. E il libro Cellule, quindi la canzone e poi il libro, hanno dato l'opportunità anche ai bambini di poter effettivamente andare a sottolineare questo messaggio, ossia che c'è bisogno di pace per costruire non tanto il nostro futuro, perché noi ormai siamo grandi, ma il loro futuro, quello dei piccoli. E la canzone Cellule ha avuto anche l'opportunità di essere cantata e conosciuta nelle scuole di Legnago. Infatti, grazie ad un insegnante e collega, la maestra Federica, la canzone è stata estesa alle scuole dell'infanzia e anche alle scuole primarie appunto del comune di Legnago, per cui ecco siamo andati a ribadire questa volontà, ecco, che nasce proprio dai più piccoli, di pace, di serenità, di costruire un futuro migliore per tutti noi. Il comune di Legnago crede fortemente nel Coro d'Oro, crede fortemente nell'associazione Nel Segno di Anna. Noi abbiamo contribuito assieme al comune di Cerea a far crescere questa realtà, anche trovando una sede, come diceva prima l'assessore Lara Fadini, proprio per fare al mattino le prove. Quindi siamo passati dalla cascina del parco ad un'altra location che adesso si trova appunto nel piccolo Salieri, che è un'altra realtà molto molto bella nel comune di Legnago, e quindi ora sono diventati, diremo, ospiti degli alpini. Però ecco, c'è la volontà da parte proprio anche di tutta la cittadinanza, perché effettivamente quando ci sono queste iniziative del Coro d'Oro anche i cittadini si
sentono partecipi, ecco, vogliono seguire quello che propone, prima si parlava della settimana dritta, quello che propone il Coro d'Oro. E voglio fare anche un piccolo accenno alle famiglie. Il Coro d'Oro non fa bene solo ai bambini, ma fa bene anche alle famiglie, perché saperli in un luogo sereno, tranquillo, dove possono esprimere effettivamente tutti i loro diritti, tutte le loro potenzialità, sicuramente fa un gran bene. Vi ringrazio tutti ancora e avanti tutta. Grazie a voi. Io concludo ringraziando il Consiglio regionale che ha voluto patrocinare questa iniziativa. Porto i saluti anche della vicepresidente De Berti che era qui prima, però per impegni non può essere qui. Ci vediamo tutti il 25 di febbraio a Cerea, all'area Exp. Siamo sicuri che sarà un grande evento e siamo sicuri che sarà parte di un percorso che vedrà veramente una crescita straordinaria di questo progetto, perché ne abbiamo potuto apprezzare i valori, l'impegno e il grande entusiasmo. Grazie e buona giornata.